ActionAid, Amnesty International, la Caritas, Emergency e Oxfam. Queste le organizzazioni che in serata in Piazza delle Erbe hanno promosso una fiaccolata per ricordare il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Dal 10 dicembre del 1948, data in cui anche il nostro Paese sottoscrisse la dichiarazione, non uno degli Stati è stato in grado di riconoscere tutti i diritti che si era impegnato a promuovere, affermano le organizzazioni. Nel nostro Paese continuano la negazione nella pratica di questi diritti sta facilitando la diffusione di nuove forme di razzismo e la solidarietà è considerata come un reato. L'odio per il diverso prevale sullo spirito di fratellanza e l'aiuto viene tacciato di buonismo. Questa sera in Consiglio Comunale si voterà una mozione per far diventare Padova una città rifugio per i difensori dei diritti umani. Grazie per essere qua questa sera, insieme a tutte le altre città che con noi oggi ricordano la dichiarazione dei diritti umani. Non dico celebrano, perché se andiamo a vedere qual era il momento in cui la dichiarazione è stata proclamata, nel 1948, e qual è il momento che stiamo vivendo oggi rispetto ai diritti umani, più che celebrare dobbiamo ricordare, attuare, difendere, proporre in tutta quella che è la nostra vita, e qui a partire dalle nostre piazze, dalle nostre strade, dai quartieri dove viviamo, come ci ricordava il professor Papisca, ognuno di noi nel momento in cui la dichiarazione è dichiarata universale, ognuno di noi diventa un referente dell'ONU, diventa qualcuno a cui è stata consegnata il compito di portare avanti i diritti umani, lì dove vive, nei quartieri, nelle città, con l'incarico che ha studenti, insegnanti, professionisti, lavoratori di qualsiasi tipo, amministratori, politici. Ognuno di noi deve essere la persona, deve essere colui e colei che si fa depositario di promuovere questi diritti, di denunciare quando questi diritti non sono salvaguardati. Allora... Alle 19, all'unisono in 80 piazze italiane, le candele si sono elevate al cielo per dire che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone. Spishamar Channel News, Padova.